tratto dalla scintilla, quella cosa che ci fa muovere un po' in territori inesplorati o anche laddove sia necessario usare un po' di coraggio, come diceva Erika. E devo dire che spesso i territori e gli enti locali hanno la capacità di interpretare la normativa in modo da provare a innovare e sperimentare, e poi il legislatore o la giurisprudenza segue e sostiene l'iniziativa degli enti locali. Penso ad alcuni esempi, insomma, di alcuni tentativi di esperimenti di coprogettazione prima ancora che la normativa prevedesse questo processo e fosse poi definito grazie agli interventi più recenti sia della giurisprudenza che del legislatore. Penso alla prima volta in cui ho sentito parlare di coprogettazione da amministratrice locale quando sono andata a Brescia a vedere questa città zero gare che mi ha colpita molto, e poi durante le commissioni welfare di ANCI in cui si è discusso molto, e mi ha colpito parecchio perché anche di fronte al parere del Consiglio di Stato le amministrazioni locali e ANCI hanno sempre cercato l'interpretazione più favorevole alla coprogettazione, proprio perché tutti convinti che fosse uno strumento assolutamente significativo per i territori. Anche noi a Padova abbiamo studiato e abbiamo avuto la fortuna di trovare all'interno del comune delle persone, perché non è scontato, che hanno deciso di accettare la sfida che come amministrazione abbiamo lanciato e abbiamo cominciato ad utilizzare questo strumento anche prima della sentenza della Corte Costituzionale in un progetto di accompagnamento all'abitare nel quale abbiamo costruito un servizio di mediazione abitativa finalizzato all'accompagnamento di persone in condizioni di emergenza abitativa verso l'autonomia. E poi forti anche un po' di questa esperienza, che probabilmente non ha tutte le caratteristiche che sono state indicate prima da Davide Chester della coprogettazione, ma poi forti anche appunto dell'intervento giurisprudenziale, stiamo utilizzando la coprogettazione anche in occasione di progetti che prevedono un importo significativo. Penso al progetto Next to Me, che è all'interno con il quale abbiamo vinto un bando FAMI con altre amministrazioni, il progetto Embracing, con cui abbiamo vinto un bando europeo, e adesso i progetti di sviluppo di comunità per i centri di animazione territoriale, che fino a prima sono sempre stati affidati attraverso un bando di gare, che oggi ci sembrano naturalmente debbano essere oggetto di coprogettazione. Vengo un po' alle opportunità, alle criticità, sulla scia di quello che diceva Erika Daldegan prima. La Corte Costituzionale parla di enti del terzo settore come soggetti rappresentativi della società solidale. Riprendo questo concetto un po' di solidarietà che viene per fortuna utilizzato anche all'interno del nostro ordinamento e che invece diversamente, insomma, da quanto succede nell'Unione Europea, dove è più sviluppato, e proprio li definisce quei soggetti che costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, e che mettono a disposizione dati, capacità organizzativa e capacità di intervento. E quindi la prima opportunità è la conoscenza della realtà da guardare da prospettive diverse, cosa che ci consente di comprenderne meglio la complessità e quindi immaginare soluzioni più efficaci. Sicuramente la moltiplicazione dei saperi, competenze diverse sin dal principio messe sullo stesso tavolo nella fase già di progettazione, consente di creare quello che sempre dalla Corte Costituzionale è definito canale di amministrazione condivisa, che non si basa solo sulla corrispondenza di prezzi e corrispettivi, ma sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune di servizi e interventi, e questo è il punto che secondo me è molto interessante, diretti a elevare livelli di cittadinanza attiva e coesione e protezione sociale.
Poi c'è sicuramente il tema della flessibilità e della rigidità del servizio. Ci sono i servizi sociali che soffrono tantissimo questo aspetto e invece attraverso il procedimento di coprogettazione si può superare un po' questa rigidità, che si lega secondo me alla necessità di immaginare sempre di più questa collaborazione volta al concetto di payment by result e meno al concetto di ti faccio un servizio, ti conto le ore e poco mi importa, poco ci importa se raggiungiamo o no un obiettivo. Si perde un po' di vista nel bandi spesso l'obiettivo e si lavora più sulla costruzione del servizio, mentre nella coprogettazione questo c'è più facile. Poi c'è sicuramente l'approccio multidisciplinare, multisettoriale, con l'abbattimento del concetto di silos che è sia interno ai servizi sociali ma anche all'interno dei comuni rispetto ai settori, quindi attraverso la coprogettazione è più facile ragionare di collaborazione con il settore cultura, con il settore commercio, quindi è proprio una multidisciplinarietà che ci aiuta a raggiungere l'obiettivo e anche a raccogliere maggiori risorse nel territorio. E poi questa cosa di creare uno spazio, mi torna in mente insomma la metafora del pentagono del welfare di Mauro Ferrari che proprio mette insieme profit e no profit, che sicuramente è la sfida di oggi o forse di ieri, che durante quest'anno è emersa come sfida importante. E che richiede però una doppia responsabilità da parte dell'amministrazione di ammettere la non sufficienza del pubblico e dall'altra la responsabilità di tutti gli altri soggetti di rispettare i ruoli. E quindi di fatto si tratta di realizzare interventi complessi che attraverso appunto questo partenariato tra pubblica amministrazione e enti del terzo settore, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, intendono condividere una responsabilità sociale dell'intervento realizzato, valorizzando conoscenze e competenze di cui ogni soggetto è portatore. E poi ci sono le criticità che sono tutte interne all'amministrazione, sia per quanto riguarda l'inesperienza, sia per quanto riguarda le resistenze che incontriamo. Se penso tutte le volte che il settore servizi sociali si relaziona con il settore appalti e contratti, che è abituato a ragionare in modo molto rigido e a ragionare in termini di bandi, e quindi è molto difficile sfondare il muro, soprattutto quando si tratta di appunto di progetti che richiedono risorse importanti. Però un po' di criticità le vedo anche all'esterno. Qui siamo in un contesto in cui ci siamo tutti e credo che possiamo dircelo con chiarezza: l'inesperienza riguarda tantissimo anche gli enti del terzo settore, e con un'attenzione importante rispetto ai grandi e ai piccoli. Questo vale ovviamente nei bandi, ma vale tantissimo e forse a maggior ragione nella coprogettazione, alla quale potrebbero accedere anche soggetti più piccoli che però fanno fatica se il confronto è sempre un po' ecco, non tiene conto della loro presenza e delle loro difficoltà. Ma sappiamo che spesso i soggetti più piccoli sono anche quelli che hanno più capacità di entrare nella realtà e di comprenderla nel vivo e nel concreto. E quindi sento che c'è una responsabilità forte da parte della pubblica amministrazione rispetto alla costruzione di una comunità con cui confrontarsi, che sappia usare questi stessi strumenti, quindi una formazione interna, ma è necessario anche un supporto esterno. E quindi immagino un ruolo della pubblica amministrazione come stimolo e con funzione di accompagnamento. Lo dico perché l'abbiamo proprio sperimentato in questi casi in cui stiamo utilizzando la coprogettazione. C'è una fatica anche tra gli enti del terzo settore. Allora chiudo con alcune parole chiave, che sono sicuramente la formazione. Siamo nel posto giusto, credo, per dire che è fondamentale e vale sia appunto per il pubblico che per il terzo settore. La parola coraggio, che è stata utilizzata più volte, che vale anche qui per entrambe le parti. Sicuramente serve tanta fantasia, io credo che questo sia da considerare e sia uno strumento da valorizzare, da stimolare.
Poi c'è una responsabilità, ne parlava prima anche Nicolò Gennaro, della pubblica amministrazione come spinta all'articolo 55, la Corte Costituzionale, richiamando l'articolo 55, ci dice che l'articolo pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, quindi è una responsabilità dichiarata dalla norma e confermata dalla giurisprudenza, che sentiamo tutta, il rispetto dei ruoli, e quindi la consapevolezza che non c'è una delega, ma c'è una compresa di coscienza di qual è il ruolo di ciascuno, la definizione di questo e il rispetto di questo. Fiducia e disponibilità, penso, prima Erika parlava di umiltà, ecco, la disponibilità al confronto e alla collaborazione, che non è assolutamente scontata tra gli enti del terzo settore. Ripeto, un'attenzione ai piccoli, e poi sicuramente la necessità di una rete tra istituzioni, corpi intermedi, che possa guardare alle criticità che emergono dalla collaborazione, che sia in grado di costruire strumenti per rispondere. Mi viene in mente soprattutto la parte, il coinvolgimento degli enti più piccoli, sicuramente attraverso una collaborazione con il CSV, eccetera. C'è possibile sostenerli nel rapporto di coprogettazione, così come il Forum del terzo settore ci aiuta a lavorare meglio con le imprese sociali, con tutta la parte degli enti del terzo settore più legati alla cooperazione. Ecco, io mi fermo qui perché credo di aver finito il mio tempo e vi ringrazio ancora.